Qui rimarranno fino a mercoledì, giovedì al massimo, perché poi dobbiamo preparare qui l'ambiente per il Palio che sarà sabato e domenica. La prefettura mi ha chiesto il favore, ho detto 5 giorni, poi sono riuscito a spostare una cena che dovevano fare qui, spostarla in un'altra sala, ho chiesto a loro, dico così tanto per prolungare il periodo di soggiorno di questi ragazzi, di questi giovani, e hanno accettato volentieri. Alla soglia della pensione che scatterà il 18 ottobre, Donaldo Danieli non si stanca di accogliere. Una quarantina dei 60 migranti arrivati domenica è ancora qui. La parrocchia ha messo a disposizione la sala e la cooperativa Hilal gestisce gli ospiti. È andato ben oltre in questi anni il sacerdote a quanto chiesto pochi giorni fa dai vescovi. Io penso che chi può lo deve fare, perché noi predichiamo che queste cose si devono fare per mettere in pratica il Vangelo, però poi magari ci escludiamo, eccezione fatta per noi, invece dobbiamo metterci in prima linea, predicare le cose più con dei gesti che con delle parole. Anche tanti privati si stanno aprendo all'idea di accogliere, lo conferma la prefettura che ha già al vaglio diverse proposte. La diffidenza resta diffusa ma appaiono sempre maggiori spiragli. La gente qui non ha lavoro, vedendo l'arrivo di tante persone che cercano anche un lavoro, si sentono un po' sentono una concorrenza, diciamo, in certo senso sleale. Ecco, e poi ci sono le paure però che io noto qui che stanno scomparendo, paura delle malattie, paura delle violenze, ma adesso hanno capito che sono dei giovani che sono in cerca di migliorare la loro vita o di fuggire da una terra dove c'è la guerra.